Tra circa 15 giorni verrà pubblicato il decreto attuativo di transizione 5.0, sono 6,3 miliardi, infatti sto girando molto l'Italia per spiegare anche agli imprenditori che è un'occasione irripetibile. 6,3 miliardi per accompagnare le imprese nella transizione ecologica e digitale, un'industria 4.0 evoluta, modello green. Con il via libera della Commissione europea alla modifica del PNRR presentata dall'Italia, lo scorso gennaio è stato ufficializzato il piano di transizione 5.0, le cui misure agevolative troveranno spazio nel decreto legge PNRR che sarà emanato tra 15 giorni. Acquisto di macchinari, digitalizzazione, software, pannelli fotovoltaici europei. Abbiamo messo proprio un'indicazione di pannelli ad alta efficienza che vengono prodotti in Europa, batterie, formazione, quindi torna anche la formazione, 10% fino a 300.000 euro per ogni investimento. Crediti di imposta che vanno dal 35 al 45% per un piano di assoluta importanza. Lo sportello per le imprese sarà aperto in concomitanza con il varo del decreto e sarà disponibile fino al 2025. Noi siamo a disposizione per spiegare, per mandarvi tutte quante, anche copia anche del decreto attuativo per fare poi le domande, perché ci vuole una certificazione ex ante e una certificazione ex post. Abbiamo cercato di semplificare le procedure, è importante comunque fare la prenotazione e preparare il progetto di investimento. Stamattina il sottosegretario Bitonci ha visitato una fra le imprese leader nel distretto dell'Occhiale a Gordino. Le nostre aziende sono aziende che non puntano su una produzione di quantità, ma assolutamente della qualità, e sono anche una ricchezza non solo del territorio, ma una ricchezza nazionale da salvaguardare. Tanto più in un territorio difficile quale quello bellunese, che fa i conti con lo spopolamento della montagna e la carenza di manodopera. Per attrarre nuove leve le aziende stanno investendo sul welfare. Quanto è importante il welfare aziendale e quanto è importante essere inseriti in un contesto come questo bellunese, dove sappiamo ci sono difficoltà di viabilità, problematiche di vario tipo, però quanto i dipendenti sono anche attaccati all'azienda perché vivono in un modello che è quasi una famiglia